Ma dunque, noi chiudiamo una stagione che segna un consolidamento nelle attività del consorzio, con una crescita anche di fatturato e di vendite. Possiamo dire che questa struttura si dimostra solida, ben patrimonializzata, abbiamo un patrimonio netto di 28 milioni e 4 che per un contesto cooperativo e consortile come il nostro rappresenta, diciamo, l'ottimo risultato di un lavoro fatto negli anni. Per quanto riguarda poi la parte patrimoniale e finanziaria, si è fatto un lavoro importante quest'anno nella, diciamo, ottimizzazione dell'indebitamento bancario, e questo consente al consorzio, diciamo, di far fronte al meglio alle esigenze, diciamo, operative. Dall'altra parte, sul fronte economico, registriamo un incremento del fatturato complessivo e delle vendite da 118 milioni dell'anno scorso a 123 milioni e 4 di quest'anno, quindi con una crescita significativa, e credo che anche questo rappresenti un po' il presidio di territorio che questo consorzio mantiene. Nonostante questo, diciamo, c'è sempre da fare, come si dice, e credo che quest'anno sarà un anno in cui metteremo in campo ulteriori iniziative e progetti, soprattutto puntando a efficientare l'organizzazione interna, gli approvvigionamenti e quant'altro, perché è chiaro che non ci si può mai fermare, il contesto in cui stiamo vivendo richiede di guardare avanti e di migliorare costantemente.